Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Il presidente Schifani, Fontanarossa torna pienamente operativo già stasera, l'annuncio del governatore a 3 settimane dall'incendio. Tra poco la situazione dello scalo in diretta. Costa caro andare in vacanza, raddoppiati i prezzi di hotel, lettini e ombrelloni. Molte famiglie siciliane rinunciano alle ferie. Da martedì dovrebbe ritornare il bel tempo. Dopo 8 anni riaperta la Galleria Letojanni sulla Messina-Catania, ma il traffico è consentito su una sola corsia. A Palermo ancora allarme dopo l'incendio a Bellolampo. In alcune zone della città la diossina nell'aria è di 35 volte superiore ai valori consentiti. Tornano a scontrarsi i clan mafiosi a Catania, un debito non saldato all'origine della sparatoria di qualche giorno fa. Feriti per errore 2 passanti. Calcio, Grella è sicuro, prenderemo un attaccante di valore. Il dirigente del Catania spiega anche la posizione del club su stadio e centro sportivo. Il Palermo vince in amichevole e pensa alla Coppa Italia. Il presidente Schifani annuncia il ritorno alla piena operatività dall'aeroporto di Catania già da stasera. Vediamo la situazione in diretta da Fontanarossa con Orazio Longo. Ciao Desiree, buonasera. Noi siamo davanti al Terminal A, quello che è stato annunciato riaprirà i battenti questa sera a 3 settimane dall'incendio. In realtà il Terminal A è ancora chiuso perché ci dicono che stanno continuando i lavori di pulitura, di pulizia. A riaprire comunque ci dicono che sarà soltanto la parte degli arrivi del Terminal. La parte delle partenze dovrebbe essere prevista, ci hanno detto, intorno a martedì, nei primi giorni della prossima settimana. Quindi lo scalo in questo momento è nelle stesse identiche condizioni di questa mattina. Se vediamo con il nostro operatore, vedete la lunga fila che c'è qui per il Terminal C, che è il terminal che da 3 settimane ormai è supplente del Terminal A. Vedete tantissima gente come stamattina. Adesso chiaramente il sole non c'è più perché è tramontato, ma tanta gente che aspetta di imbarcarsi. Poco fa ci hanno parlato di un racconto di voli dirottati annunciati anche per domani da diverse compagnie in partenza, e anche un po' di nervosismo davanti al Terminal C con della gente che è andata in escandescenze, e poi però finalmente l'applauso liberatorio che è arrivato mezz'oretta fa per un volo di Milano finalmente chiamato per l'imbarco dopo attese di diverse ore. Vedete tanta gente ancora qui sul marciapiede dell'aeroporto, c'è chi addirittura dorme da oggi pomeriggio in attesa del volo che non si sa quando e se partirà. Quindi ripetiamo, il Terminal A in questo momento, sebbene sia stata annunciata la completa operatività dello scalo, ma in questo momento per concludere le operazioni di pulizia in questo momento è ancora chiuso. Grazie al nostro inviato Orazio Longo. Parliamo di caro vacanze, costi raddoppiati per viaggi, alloggi, lettini e ombrelloni. I vacanzieri siciliani si limitano o addirittura rinunciano alle ferie. Nel primo esodo d'agosto da bollino nero è pure arrivato il maltempo. Davide Sarto. Quanto le è costata questa vacanza? Il doppio di l'anno scorso, se devo dire. Una cifra non le saprei dire, però è tutto il doppio. Traffico da bollino nero sia oggi che domani su strade e autostrade. Meta preferita è ovviamente il mare, nonostante il mese di agosto faccia segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini. Quest'anno i servizi risentono anche del balzo dell'inflazione, con aumento dei prezzi che riguardano tutti gli aspetti della vacanza a partire dal viaggio. Dobbiamo fare molta attenzione sia sul budget, per quanto riguarda chiaramente per far rientrare tutto nel budget previsto, ci si limita sicuramente nelle spese. Dovevo partire io, solo che mi sono andato a informare per un viaggio che lo scorso anno a Formentera mi costava circa 1.500 euro, mi hanno chiesto quasi 2.900 euro per 2 persone, cioè proprio ti dicono di rimanere a casa. Lei parte per le vacanze? No. Sinceramente no, piacciono le vacanze autunnali,
verso ottobre-novembre. E causa maltempo sono stati annullati gli spettacoli delle fine settimana al Teatro Segesta. Il caldo però sta per tornare soprattutto in Sicilia. Da martedì tornerà l'alta pressione africana con temperature oltre i 30 gradi. Divieto di balneazione nella zona della Baia del Corallo a Sferracavallo, una delle più note località estive di Palermo. A deciderlo il sindaco per gli alti livelli di batteri provenienti da scarichi fognari. Letojanni riaperto da poco il tratto dell'autostrada chiuso da 8 anni per una frana. Fino al 10 settembre sarà percorribile solo una corsia. Francesco Triolo. È stato riaperto questo pomeriggio intorno alle 18 il tratto dell'autostrada Messina-Catania interessato alla frana all'altezza di Letojanni. Dopo 8 anni dal crollo e 3 anni e mezzo da quando sono cominciati i lavori, i mezzi sono tornati finalmente a ripercorrere nuovamente quel tratto all'altezza di Letojanni, infilandosi nella galleria artificiale da 140 metri costruita ai piedi del costone, da cui il 5 ottobre del 2015 la famosa frana tagliò in due la Sicilia a causa dei 50.000 metri cubi di terra, rocce e arbusti che scivolarono sulla carreggiata in direzione Catania dalla collina di San Filippo. Apertura al traffico provvisorio in modalità di cantiere ha stabilito il Consorzio Autostrade Siciliane. Sulla carreggiata di Monte si torna a circolare in direzione Catania e contestualmente viene eliminato il doppio senso di circolazione nella carreggiata di Valle in direzione Messina, mentre è stata prevista la parzializzazione della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia. Dopo il 10 settembre ripartiranno i lavori nella carreggiata di Valle per realizzare il muro di contenimento a tergo della galleria e tutte le opere di rifinitura come l'impermeabilizzazione, il ricoprimento del tunnel, e sulla carreggiata di Monte verrà riattivato il doppio senso di circolazione. Però intanto tra ritardi, sospensioni, varianti, questo è un primo traguardo raggiunto ed è una riapertura che riveste particolare importanza per il deflusso degli automobilisti, considerato il periodo da bollino nero per il traffico intenso dovuto all'esodo estivo. A Palermo, a 10 giorni dall'incendio nella discarica di Bellolampo, la diossina è ancora in alcune zone 35 volte oltre la norma. Il dato nell'ultimo rapporto dell'ARPA Sicilia. Marco Gullà. È ancora allarme diossina a Palermo, infatti di 35 volte superiore, valori massimi consentiti, la presenza di diossina nell'aria in alcune zone del capoluogo dopo l'incendio divampato lo scorso 24 luglio nella discarica di Bellolampo. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto dell'ARPA Sicilia, che ha eseguito i nuovi esami di campionamento dell'ambiente. In via in Serra il primo dato registrato il 24 luglio era di 939 grammi per metro cubo, dopo i 300 scatta l'allarme. Oggi siamo stati proprio in via in Serra, che come vedete da queste immagini è stata interessata dagli incendi della scorsa settimana. L'allarme diossina però non preoccupa più di tanto i residenti. L'emergenza c'è, questo non si può negare, però purtroppo la situazione è questa, non è che non possiamo farci niente, non è che dipende da noi, sono forze naturali, quindi sono calamità che succedono. Non siete preoccupati? No, ma poi casomai mi metto la mascherina, quando hai mascherina mi metto la mascherina. Una quotidianità, quindi non stravolta dall'allarme inquinamento. Il 30 luglio scorso, dopo i primi risultati delle analisi, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha emesso un'ordinanza con la quale dispone per 15 giorni di lavare bene la frutta e mangiarla senza buccia, non assumere carne, latticine e uova, evitare mangimi e foraggi in un'area di 4 chilometri dove l'ARPA ha riscontrato la presenza di diossina prodotta dall'incendio nella discarica di Bellolampo. Lampedusa, naufragato, un barchino a sud dell'isola, un morto e 2 dispersi. Restano intanto bloccati sugli scogli della costa ponente i 20 migranti che ieri sera avevano tentato di raggiungere l'isola con un'altra imbarcazione. Le operazioni di salvataggio a causa del mare molto mosso sono impraticabili. Una ragazzina di 12 anni salvata con un intervento d'urgenza alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina, ma paradossalmente il centro di eccellenza rischia la chiusura. Francesco Triolo. Il futuro è sempre nebuloso, ma intanto ecco l'ennesimo intervento d'urgenza, l'ennesima storia da raccontare. Un'altra notte trascorsa in sala operatoria per l'equipe del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, guidata dal primario Sasha Gati, per salvare la vita ad una dodicenne in vacanza in zona. Ma sì, queste sono un po' le cose strane della vita, nel senso che è arrivata questa bimba che era qui in vacanza, che vivono loro a Monza, con una storia molto particolare. A volte dico, noi pensiamo che siano i medici, noi contribuiamo, ma sicuramente
la storia è scritta da qualche parte, noi facciamo solo parte della storia, quindi ci piace oggi raccontare questa storia e ricordare questo episodio veramente drammatico che grazie a Dio si è trasformato in una bellissima storia di vita. Sono queste le storie che raccontano le esperienze del centro di eccellenza che da oltre 10 anni ha sede a Taormina in collaborazione con il Bambin Gesù di Roma. E se le visite delle ultime settimane di Fiorello e Flavio Enzina hanno portato alla ribalta nazionale la vicenda del centro destinata a chiudere il 31 gennaio 2024 dopo la proroga tecnica concessa dal Ministero, cresce il movimento che ne chiede la conferma, un movimento composto soprattutto dalle famiglie dei piccoli pazienti. Quando si fa una scelta del genere bisogna confrontarsi appunto con quello che è stata l'attività negli anni e attraverso appunto le cose che si sono fatte. Io personalmente credo che sia tutta una reazione spontanea, non ci sono state messe in campo nessuna levata di scudi, quindi ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini e ci stanno vicini in questo momento e cercheremo di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Il pressing sul Ministero della Salute è incessante. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha deciso di bypassare anche la Regione Sicilia, che ha avallato l'apertura di un altro centro simile a Palermo ed è andato a Roma portando con sé i dati dell'attività dal 2016 al 2022 per testimoniare con i numeri l'importanza del centro taorminese. De Luca ha sottolineato come nel mese di luglio di quest'anno sono stati eseguiti 20 interventi cardiochirurgici neonatali complessi, mentre al Civico di Palermo, l'altro centro in Sicilia, sono stati eseguiti 4 interventi in pazienti adulti con cardiopatia semplice. De Luca è andato non solo per esporre i numeri, ma anche e soprattutto per le preoccupazioni e per consegnare al governo la speranza di tante famiglie che attendono una svolta. Sarebbero gli autori della brutale aggressione ad un uomo di origine magrebina avvenuta la notte di venerdì scorso a Cassibile. Per questo la squadra mobile di Siracusa ha fermato 3 uomini accusati di tentato omicidio in concorso. 2 sono finiti in carcere ed 1 ai domiciliari. La vittima è ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Marco di Catania. Un debito non saldato all'origine della sparatoria del 31 luglio a Catania. 2 gli arrestati sono considerati vicini ai cursoti milanesi e ai Santa Paola Ercolano, clan mafiosi da sempre e in sanguinosa competizione. Giusy Lazzaro. Volano parole grosse, la tensione sale dentro il bar della Sala Scommesse in via Santa Maria della Catena, nel quartiere dei Cappuccini a Catania, nel centro storico. La lite in pieno giorno il 31 luglio per un debito che doveva essere saldato al più presto. Lo vedete nelle immagini di videosorveglianza al vaglio dei carabinieri di Piazza Dante. Fuori dal bar lo scontro culmina in una sparatoria. In uno dei filmati si distingue nettamente la pistola in mano a uno dei 2 uomini e le indagini dei carabinieri, basate sulle dichiarazioni di testimoni e sui filmati, hanno fatto scattare 3 giorni dopo la sparatoria il fermo di Giovanni Gurreri, 22 anni, vicino ai Cursoti milanesi, e Filippo Antonio Saitta, 26 anni, affiliato ai Santa Paola Ercolano. Da sempre clan in lotta tra loro. Gurreri, accusato di tentato omicidio, era stato coinvolto come vittima il 3 gennaio in un'aggressione terminata in una sparatoria durante la quale fu colpito ad una gamba in viale Medaglie d'Oro. In particolare, nelle fasi più concitate della lite, Gurreri, nell'esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco contro Saitta, non avrebbe colpito la vittima ma altre 2 persone risultate estranee alla lite. Mentre i 2 feriti venivano soccorsi dai passanti, i 2 uomini si erano allontanati verso il centro. Gurreri poi è stato rintracciato nell'abitazione di un parente e Saitta in casa di un amico a Mascalucia. Una breve pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, la gestione dello stadio Massimino, la campagna abbonamenti, il centro sportivo e il mercato. Tutti i temi toccati dal vicepresidente del Catania Grella in occasione della presentazione di Lodi come nuovo dirigente. Marco Carli. Altri 3 o 4 giocatori, lo dice il vicepresidente Grella in occasione della presentazione di Lodi come dirigente. Sono ciò che serve per completare l'ossatura titolare del Catania dopo l'arrivo di Rivieri per la porta e con le attese derivate anche dai responsi sui ricorsi che, come diciamo da tempo, cambiano il mercato. I profili sono conosciuti: 2 difensori centrali, probabilmente un esterno offensivo a piede invertito come piace a Tabiani e poi l'attaccante di riferimento.
Noi prenderemo un attaccante forte, ma non forte di nome, forte per le sue caratteristiche che sposano bene quello che cerca il nostro allenatore. Il presidente della Lega Pro Marani ha detto che il campionato comincerà nel weekend del 3 e del 4 settembre. Grella fa il punto sul lancio della campagna abbonamenti. La difficoltà è capire bene il disegno dei posti, che è una cosa insieme al comune che abbiamo fatto un po' avanti e indietro, che non possiamo vendere un posto che non esiste. Sulla questione stadio, dice Grella, il Catania ha le intenzioni di trovare un accordo per la gestione del Massimino, scelte che comportano, precisa il dirigente, delle responsabilità da cui non si torna indietro. Stesso discorso vale per la realizzazione del centro sportivo. Il concetto è di avere un numero di campi sufficiente per allenare tante squadre. Questo comporta due cose, un investimento molto grande e trovare anche un sito dove puoi creare questo tipo di ambiente. Sono due cose che non puoi fare in un modo veloce. Il Palermo ha concluso il ritiro. I rosanero ieri in amichevole hanno battuto il Trento 3-0. Adesso si lavora in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia. Marco Gullà. 3-0 in amichevole, il ritiro concluso. Il Palermo chiude in bellezza la preparazione estiva in Trentino. Ieri vittoria in amichevole contro il Trento dell'ex Bruno Tedino, una prestazione più che convincente per la formazione rosanero che ha chiuso la pratica nel primo tempo. Prima il gol di Ceccaroni, poi la rete di Vasic e infine Brunori su rigore. Nella ripresa, dopo i cambi di Corini, il Palermo non ha rischiato nulla gestendo il risultato. Sorride il tecnico rosanero. Il bilancio generale del ritiro secondo me è positivo, perché comunque qualche fisiologico problema l'abbiamo avuto con qualche giocatore, niente di straordinariamente grave e di conseguenza stiamo recuperando tutti i nostri ragazzi. La logistica e i luoghi dove ci siamo allenati erano perfetti e di conseguenza siamo da questo punto di vista molto contenti del lavoro fatto e adesso affronteremo Veronello questa settimana che ci porterà al primo impegno ufficiale col Cagliari. Era l'ultima amichevole della pre-season, ora il Palermo si ritroverà a Veronello dal 7 agosto e riprenderà lì gli allenamenti. Nel mirino c'è la sfida di Coppa Italia a Cagliari del 12 agosto alle ore 21. Sarà il primo impegno ufficiale per gli uomini di Corini che vogliono partire con il piede giusto e dare subito un segnale importante all'intera Serie B. E per stasera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.